Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, dopo l'impresa austriaca, finalmente. Vai al mercato piloti. Ciao Ghiotto, ciao Ghiotto, ciao. Io voglio tirarmi su Mick Schumacher, so che è da pazzi, lo so. Qui puoi avanzare Che un'offerta al bello. tuo pilota. Offrendo una cifra maggiore aumenterai le probabilità di successo. Ma sì, Ma ce lo attenzione a non prendiamo. fare offerte irrisorie. Se tiri troppo la corda, potresti ritrovarti con un E pilota arriva che Mick, rifiuta signori. categoricamente di intavolare le trattative. E arriva Mick. Arriva Mick. È arrivato Mick, è arrivato Mick. E godo. Abbiamo anche l'invio. Ah, ok, vabbè, questo lo spariamo da soli. La scuderia c'è. E adesso cominciamo a migliorare anche il nostro secondo pilota. Non possiamo fare più un cazzo, però ok. Ricerca e sviluppo. Allora. Mm. No, questo non possiamo. Questo lo fa. Ah, punti. Cazzo, non ha punti risorse insufficienti. Megoglioni. Cazzo, come motore siamo veramente devastanti. Vabbè, ci facciamo il motore. Ok. Abbiamo tante. Adesso qua rimettiamo. Vabbè, questa è no, no, sopra dal 90 in poi non li uso più, sinceramente. Se no, veramente rischio. Questo è 88, ancora possiamo usarlo. 87, ok, poi abbiamo finito con i componenti. Ecco, sopra il 9. Dal 9 in poi no, però. Cambio. Ok. Livrea, abbiamo livree nuove. Vabbè, teniamo queste, c'è portato che sposo, siamo primi. Cioè, siamo riusciti a fare un secondo posto, adesso abbiamo Mick, che è la commenda GP, adesso dobbiamo tirarlo su, ovviamente. E va bene, insomma, dai. Adesso mi sparo l'evento da solo e niente, ci becchiamo sempre dopo le qualificazioni, però forse qua potrei fare qualcosa. Beh, qua il ritmo aumenta, lo facciamo. E facciamo anche la destrezza e i riflessi. Siamo senza soldi, però ragazzi, adesso Mick volerà e io godo. Vabbè, devo farla a novembre, ragazzi, cioè, non è che sono preoccupato, ecco. Ok, monoscocca c'è, perfetto. Ora adesso abbiamo il motore per il 22 luglio e per il 29 invece la deportanza posteriore. Ok ragazzi, ci becchiamo dopo le qualificazioni, sto godendo come un porco. L'Inghilterra è uno dei due paesi nella storia della Formula 1 ad aver ospitato un Gran Premio ogni anno. Oggi il record rimane imbattuto grazie al Gran Premio a cui assisteremo tra poco. I 5,7 km del circuito di Silverstone in Gran Bretagna rappresentano un luogo sacro per i fedeli della Formula 1. È costituito da 18 curve che si snodano intorno a questa ex base militare della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono anche alcune ottime opportunità di sorpasso sui rettilinei Wellington e Hangar. E naturalmente qui c'è anche Luca Filippi. Parliamo un po' dell'uomo della pioggia. Quello conquistato nell'ultima gara è stato un bel podio. Riusciranno a tenere il passo anche questo weekend? È sempre bello iniziare il weekend di un GP alla grande, ma le aspettative si basano molto sulle prove libere e sulle qualificazioni. Quindi è la spinta di quelle sessioni che dovranno cercare di portare in gara oggi. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. L'ottimo lavoro di Valtteri Bottas in qualifica gli è valso la pole position e al suo fianco c'è Lewis Hamilton. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Verstappen, Daniel Ricciardo e Sainz. Leclerc ha preso una penalità in griglia di partenza. Ocon, Stroll.
e Alexander Albon, Norris, Raikkonen, Dani Kvyat e Schumacher, Gasly, Giovinazzi, l'uomo della pioggia e Sergio Perez. Brutta qualifying session, siamo qualificati dietro il 18esimo, recuperiamo una posizione per la penalità di Perez. Oh, Mick Schumacher, 14esimo parte, beh, veramente una gran prima qualificazione. Altro che ghiotto. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti, continuiamo così. Ok, previsto nuvoloso, vai, direi di andare così sinceramente. Ok. Punto per Mick Schumacher, ma per noi sarà dura oggi, ho paura, eh. Vai che andiamo, Gran Premio di Silverstone, bellissimo spunto, solito di veneziano. Mamma mia. Ah, per non colpire. Collisione con Schumacher. Ma non ci credo. Siamo 15esimi, spero di non aver colpito Schumi, che cazzo però. 15esimi, recuperate 2 posizioni. Però non c'è molto passo qui a Silverstone, le prove libere mi hanno detto questo. Sicuramente è meglio il passo gara della qualifica. Ok, andiamo forte. Però Continuiamo così. non lo so. Vediamo, comunque ormai sto mondiale abbiamo capito che i colpi di scena sono ovunque, quindi può succedere veramente di tutto. Qua andiamo leggermente lunghi. Però grande Mick che è 13esimo. Bella, qui siamo usciti veramente alla grande. Ciao Chiat. Very godo, very godo. Ora c'è Mick, per fortuna non ha problemi. L'obiettivo è far vincere a Mick il mondiale, un giorno. Ma quando io ne ho già vinti 2 o 3, faccio il suo secondo. Però questa è un'altra storia, ragazzi. Questa è un'altra storia. Dai, comunque il passo gara è migliore rispetto alle qualifiche, lo sapevamo in libera, però dai, meglio così, meglio andare forti in gara che in qualifica. Dobbiamo ancora fare una gara sul bagnato, cioè con gomme almeno intermedie. Incredibile, pazzesco, però 50 safety car. Che bello vedere Mick, ero stufo di ghiotto, voglio dare onore al grande Schumi. Non siamo molto veloci però adesso. Qua devo buttarmi un po' all'esterno perché sennò lo becco. Vardio. Lotta vera con Chiat. Scusate. Mamma mia, prima parte di gara non proprio positiva. Mick ci è stato davanti in qualifica, adesso anche in gara. Abbiamo trovato il nuovo fenomeno. Adesso dobbiamo un po' sviluppare delle cose per renderlo più forte. Voglio un secondo pilota degno di nota. E voglio valorizzare Mick. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS e quando sei Va bene amore, lo so. Me lo dice ogni gara. Ma che fatica, qua ha fatto una curva veramente peggio del culo della Bindi. Non siamo molto competitivi per il momento, ce la faccio, non so come. Macchina perfetta. Riteniamo che la batteria sia un po' provata. Più è pesante il carico, minore sarà la capacità. Che volevo fare un po' di giri a standard, non vedo l'ora di mettere la grassa però raga. Mamma mia, Mick mi sta facendo il culo, La cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. La sosta è prevista per dall'11° al 13°.
Ok, miscela grassa. Miscela obesotta. Ma Giovi c'è. Noi andiamo all'esterno. Adesso siamo all'interno e ce la riprendiamo. Giovi non rompere i maroni. Ok. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4. Non c'è passo però raga, ancora devo andare all'esterno un po'. Stiamo rischiando tanto però, non mi piace. E non siamo neanche puliti. Mamma mia che brutta gara, fioi. Niente, non c'è velocità. Mamma mia, va il bloccaggio Giovinazzi, ma anche noi abbiamo rischiato. La macchina è perfetta, non ci sono contatti, ma li stiamo sfiorando troppi. Vediamo i pezzi. Forse il problema è la batteria. No, non ci sono, macchina impresentabile. Ma porco Dio. Stai bene? Spegni il motore, spegni il... Terzo ritiro stagionale, bruttissimo questo, no? La macchina non c'era, erano troppo lenti. L'ennesimo cambio di direzione. Ottimo Qualcosa è lavoro andato storto. per una gara ricca di tensione. È stata una vittoria senza esclusione di colpi qui, al Gran Premio d'Inghilterra. 3 ritiri in 12 gare. Insomma, Luca, qual è stata la chiave di volta della vittoria di oggi? Penso che oggi la costanza sia Grande stata il Gigi. fattore fondamentale. Un conto è essere veloci, un altro è esserlo di giro in giro. Se ci riesci puoi capitalizzare sugli errori altrui. Terzo senza ritiro, permettere la colpi da parte troia. tua. Oh. E questo Ah, è il un buon approccio che sesto. può portarti molto avanti. Speriamo di perdere un'altra rivalità adesso. Per i miei I ritiri del piloti si cazzo. avvicinano al podio dopo una gara che definirei fenomenale. Doppietta Ancora una Mercedes, volta, sta vittoria tornando la stretta alle Mercedes. Frecce d'Argento. Un successo meritatissimo per la Mercedes. Champagne. Brutto cominciare così con Mick, non mi è piaciuto. Che Diamo una delusione. veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Mick. Il leader della classifica sperava in qualcosa di meglio. Giovinazzi ma il settimo alla campionatore fine, si nonostante prospetta più l'incidente. interessante. Allora, Luca Filippi, chi sceglieresti come Ritirato pilota del veneziano giorno? e Grosjean. Sì, senza dubbio, non ha sbagliato nulla, quali che fossero le sfide riservate dal tracciato. Male Una per noi prestazione però, superlativa. E passiamo ai costruttori. La Classifica, Mercedes siamo aumenta sempre il suo undicesimi. vantaggio. Un altro team I che può costruttori dirsi perdiamo soddisfatto dalla è Alfa sicuramente Romeo. l'Alfa Romeo, che segna un risultato Raga, sotto utile il per comandone il seguito della veneziano. classifica. E con Anzi no, questo perché si sennò dopo il chiude video è un troppo altro weekend corto. di grande Formula 1, ma la stagione è ancora È andata proprio come speravo. Cagare, Claire. Che cosa è successo? Oggi più che Formula 1 sembravano autoscontri, no? Ho visto il replay, non è assolutamente colpa mia. C'erano problemi all'assetto? Bravo Mick. Sì, proprio eravamo dritti. E niente, insomma, cioè, mi ha sfiorato la ruota e io sono partito perché comunque la macchina aveva dei problemi. 4, vedi, perdo 4 in questo caso. Vedi perché non devo ritirarmi. 18-13. Ok, qua prendiamo un altro sponsor, che a sto punto mettiamo adesso. Soldi non è colpa, cioè diciamo che la macchina aveva dei problemi. Ho visto anche dal replay quando ho fatto come si dice, l'anteprima, che comunque un leggero fumo ce l'avevo dietro. Quindi la batteria è molto importante, va anche a usurare, se non erro, anche gli altri componenti, quindi a sto punto la cambiamo, ci facciamo le... Gestisci sponsor. Ah no, ok. Qua abbiamola. Mi servono le entrate settimanali, questo vuole 100 giri, direi di no. Sale in prima posizione, no. Vabbè, cazzo.
Da 3 punti qualificati in P4 o meglio. Io direi di mantenere questo, sì, siamo più sicuri. Ok. Cioè, qua potrei anche rischiarne. Entrata che questa è bella, però completa 100 giri durante un weekend, cioè non ce la faccio. Qualificati sono sempre in qualsiasi sessione. Farà cagare lo sponsor, però. Facciamo questo, stiamo sul medio perché sennò fioi. Va bene, andiamo in personalizzazione adesso. No, ci andiamo in società. Livree. Ok, allora sponsor 1, quello che va sulla panciotta. Metterei questo. Ok. Dopo sponsor 2 teniamo questo, sponsor il 4. Equita Oil, bello, qualcosa di eccitante. Va bene. Abbiamo ok, ok. Però forse invertirei perché sennò sono uguali. Infatti. Allora, qua mettiamo Painit, ok, e qua mettiamo questo. Perfetto, così si differenziano. Abbiamo ok il Painit, DSB, Equiolio, Pi, Shark. Ok, perfetto, mi sembra la macchina è meravigliosa, meravigliosa. Livree, qua ci sono nuove livree. Beh, di belle ce ne sono anche, però intanto teniamo questa, per quest'anno finiamo con questa, poi il prossimo anno decidiamo, possiamo cambiarne una al secondo. Qua vediamo lo sviluppo in corso, abbiamo queste due cose per entro il 29 luglio, io direi qua di mettere se possibile altre cose. Ok, stiamo sviluppando bene l'aerodinamica, perfetto, perfetto, perfetto. Attività. Ok, allenamento al simulatore MIC. Ok, e qua mettiamo questo. Abbiamo adesso veramente tante cose. Pistoni le vie di produzione, porca troia. Questa non ci voleva proprio. Più cresce la nostra fama, più partner vorranno collaborare con noi. Adesso possiamo avviare le trattative con uno sponsor addizionale dalla sezione società. Abbiamo che sfiga, oh. Sì, ma l'ho già fatto, l'ho già fatto. Ce l'abbiamo già. Il prossimo è il 20, in begoglioni. Vai. Speriamo almeno l'altro sì. Yes! Ok. Prossima gara Ungheria, ci facciamo la solita girata insieme. Andiamo a scuderia. Beh, adesso siamo sopra l'Alfa Romeo anche. Bene.
Mi dispiace troppo per il ritiro, ragazzi, che adesso ce l'abbiamo anche qua, terzo RIT dopo Monte Carlo e Azerbaijan, anche Gran Bretagna, dopo il secondo posto un po' mi dispiace, ma è andata così. Storia del cambio, yes. Non è sempre Natale, purtroppo. Trovo uno sponsor in più, soldini in più che possono arrivare. Dopo è chiaro, più diventiamo forti, più facciamo risultati, meglio è. Certo che Mick, dai, prima gara 14esima, è vero che Ghiotto ci ha preso un punto, ma non me ne frega niente. Pioggia in P2. Ah, vista pioggia battente alla fine gara, bisogna capire però in quanto tempo. Va bene, va bene. Allora. Questo è al... ok. 92 direi di no. 91 no. Resto sì, quello che è sul 90 direi di no, sinceramente. Quindi quello teniamo quello vecchio. Abbiamo ovviamente cambio prova. Ok. Sono un po' deluso, sono sincero. Beh, facciamoci il nostro giretto. Vediamo se becchiamo la pioggia a fine gara stavolta. Carl ti ha parlato dei nuovi Beh, mi ha dato sicuramente, mi darà un bel boost perché abbiamo superato anche l'Alfa Romeo. No. Esatto, cerca di prendere il maggior numero di porte in curva possibile. Oh. Più rapido sarai Mamma nel superare mia. la curva, maggiore sarà il tuo punteggio. Dovrai anche utilizzare il DRS nella zona DRS. Dai. Pensavo di usarlo nella zona vaffancuore. Ci facciamo sto giretto e poi ci salutiamo, raga. Con una delusione incredibile per il terzo ritiro stagionale a Silverstone. Sinceramente non ci avrei scommesso una lira sul ritiro, nel senso... Ok, brutta qualificazione, ma poi ero andato insomma abbastanza bene. Poi però ho visto la macchina non riuscire a prendere neanche il buon Mick. Sappiamo che il terzo sponsor, stiamo andando benissimo dal punto di vista sponsor e tutto, siamo già a buon punto. Voglio tirare su Mick però, voglio tirarlo su bene il buon Mick, deve diventare il nostro campioncino. Mi piacerebbe vincere 2-3 mondiali, poi farne uno da secondo e lasciarlo super, cioè tipo siamo primi e secondi, gli do la vittoria, robe così, vediamo. Tanto io spero di fare veramente tante stagioni, perché sto Formula 1 è qualcosa di meraviglioso. Dai, almeno... Oh. Niente male, ora punta al vio. Sì, punto a sto cazzo, raga, assoluto il comandante veneziano, mi dispiace per Silverstone, ma dai che con questo nuovo aggiornamento siamo davanti anche all'Alfa Romeo, voglio fare una bella gara qui in Ungheria. Ciao!